Rock AM, The Rock Network. L'amore al tempo del telefono fisso non è soltanto il brano che abbiamo appena sentito dei Jocelyn Pulsar, se non erro nella pronuncia, ma è anche, Flavia, è anche la prima scelta del nostro autore e soprattutto il titolo, diciamo più o meno, del suo libro. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a tutti. Gianluca Morozzi, autore di questo simpaticissimo libro di racconti che si intitola appunto L'amore ai tempi del telefono fisso, edito Fernandel, che raccoglie appunto, partendo da questa idea dell'amore declinato nei vari mezzi di comunicazione, giusto? Almeno Esatto, all'inizio, diciamo. Perché appunto tu parti dal telefono fisso che per chi diciamo ancora era fino ai nati negli anni '80, direi che ce lo ricordiamo benissimo come funzionava. Funzionava che se magari ti piaceva qualcuno e dovevi avere un contatto con questa persona, dovevi chiamare e potevi chiamare solo al telefono fisso, perché cellulari non ce n'erano, non c'era Facebook, non c'erano chattine o cose del genere, per cui rischiavi tutta una serie di pericolosi inconvenienti, come che ti rispondesse qualcun altro, tipo il papà, la mamma, quel che l'è, oppure che, non lo so, ti venisse la salivazione azzerata nel momento in cui invece rispondeva la persona che cercavi. E come mai sei partito da questa... come ti è venuta questa idea, ecco, di declinare l'amore nei mezzi, nei media? Perché pensavo a un certo punto, durante il momento romantico particolarmente complicato attraverso l'iPhone, che pur cambiando i mezzi di espressione, le difficoltà o le cose inquietanti rimangono le stesse, per cui cambia il telefonare a un telefono in un corridoio o mandare un SMS o su Twitter, però poi alla fine rimaniamo sempre un po' le stesse persone. Infatti c'è un capitolo finale di questa parte che è nel futuro, sì, con mezzi tecnologici ancora più avanzati, in cui rimane tutto uguale fondamentalmente, perché se non ci si capisce non sì, nel senso che poi il problema non è tanto alla fine come ci si rapporta, almeno che mezzo si utilizza, ma qual è la propria, diciamo, il proprio stato d'animo al momento in cui si fa. Quello poi è difficile da modificare, ecco. Senti, il telefono fisso era inquietante particolarmente perché era questo dramma di chi rispondeva dall'altra parte. Esatto. Poteva essere chiunque. Esatto, perché poi alla fine la cosa, diciamo da un certo punto di vista spersonalizzante, ma anche molto più sicura per esempio delle chat o di internet in generale o di WhatsApp, è che non ci metti la faccia fino a un certo punto. Cioè ce la puoi mettere, però la voce è sempre una cosa più difficile da tirar fuori, no? E infatti, poi soprattutto perché dall'altra parte poteva esserci il nonno sordo, il fratellino piccolo e sciocco, la madre con la voce simile a quella della figlia, il padre severo, c'era chiunque, e ogni giro di rotella del telefono ti conduceva più vicino al dramma della frase di introduzione alla telefonata. Veramente ce ne varie differenti. Senti, invece una domanda personale, nel senso che mi è venuta in mente una curiosità leggendolo, ma come mai c'è questa presenza di Little Tony? Che ora loro non le hanno, giustamente gli ascoltatori non hanno letto il libro, però vi incuriosisco dicendo che esiste Little Tony e ci sono di mezzo degli alieni. Questo è il massimo che posso dire. Però sono curiosa di sapere perché hai tirato fuori proprio questo personaggio, perché hai scelto lui? Un racconto scritto quando Little Tony è ancora vivo, tra l'altro, naturalmente, e non so, è venuto il titolo. Perché c'era molto il titolo che suonava benissimo e dovevo trovare un personaggio famoso che parlasse per primo con gli alieni, e lui era perfetto. A me sono venuti in mente, tanto per cambiare, perché poi io spesso faccio questo tipo di collegamenti, i Simpson di nuovo, perché ci sono questi due alieni, esatto, il Kodos e non mi ricordo, Horus qualcosa, che sono quelli che appunto spesso hanno a che fare con il mondo dei Simpson e ogni tanto si impossessano oppure diciamo dialogano con i personaggi famosi, che di solito nel cartone sono politici o comunque diciamo pseudopolitici. In questo caso invece un artista, ecco, mettiamola così, era molto divertente il collegamento.
Anche Massimo Ciavarro, poi parlerà Anche con gli Massimo Ciavarro, alieni. sì, esatto, che è ancora, Una seconda forse parte. è ancora più inquietante come pensiero, cioè l'idea che Massimo Ciavarro possa essere il portatore di quello che pensa l'umanità, non sono convintissima, però vabbè. È inquietante, me ne rendo conto. Penso che sia un racconto comico, giustamente, non a caso. Senti, una domanda invece sulla forma racconto, perché tu sei molto prolifico, diciamo, dal punto di vista della scrittura, hai scritto tantissime cose. Come affronti, cioè, come mai la scelta appunto dei racconti? È un discorso di facilità tua personale? Pensi che rendano di più? Come mai? Dunque, in parallelo alla mia attività di scrittore di romanzi, ho pubblicato moltissimi racconti sparpagliati fra riviste, antologie e siti, e intanto mi viene voglia di raccoglierli, perché poi le antologie vanno fuori catalogo, le riviste vanno al macero, e mi spiace che dei racconti che mi piacciono si perdono. Allora periodicamente raccolgo questi figlioletti sparsi in giro e li metto insieme e li rendo libri reperibili. È la terza volta che faccio una raccolta di racconti sparsi, perché così sono di nuovo leggibili, posso anche un po' rivederli e correggerli un pochino, Certo. anche, ammettiamolo. Ultima domanda biografica, perché ho letto attraverso la casa editrice, anche se si considera il peggior chitarrista del mondo, suona e ha suonato in diverse cover band locali. Io voglio sapere quali cover band, scusami, perché a questo punto sono curiosa. Little Tony. Sto suonando attualmente in una tribute band Bob Dylan che si chiama Street Legal. Facciamo solo Dylan acustico. Ok, va bene, era una mia curiosità. Allora, grazie mille per essere stato con noi, Gianluca Grazie a voi. Morozzi. Il suo libro molto molto carino, L'amore ai tempi del telefono fisso, edito Fernandel. E adesso ci ascoltiamo la sua seconda scelta, che è una canzone dei Diaframma. Sì. L'amore segue i passi di un cane vagabondo. Come mai l'hai scelta? Perché sono un grandissimo fan di Diaframma da sempre, e la canzone bene o male ci stava con il libro, secondo me, in qualche modo. Certo, va bene, grazie mille Gianluca. Grazie. Buona a voi. giornata, ciao. Grazie, ciao.